Tiziana Basso è la nuova segretaria generale della CGIL del Veneto. È stata eletta ieri a Mestre dall'Assemblea regionale con il 96,5% dei consensi. Era presente il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini. Il nostro primo impegno, ha dichiarato Tiziana Basso, è la tutela dei salari e dei posti di lavoro, che l'inflazione già in atto e una nuova potenziale crisi economica mettono pesantemente in pericolo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 20 aprile 2022, la prima notizia del giorno riguarda appunto l'elezione di Tiziana Basso alla guida della segreteria della CGIL del Veneto, il primo e più importante sindacato confederale nel nostro paese. Una carrellata di titoli allora sui quotidiani del gruppo Gedi: Tiziana Basso eletta segretaria CGIL Veneto, la nomina. Sul Corriere del Veneto, nelle pagine dedicate all'economia, a Tiziana Basso il timone della CGIL, la nostra lotta all'impoverimento, eletta alla guida del sindacato rosso con il 96,5%, le esperienze nel commercio e nel tessile. C'è uno specchietto con il profilo Chi è Tiziana Basso, veneziana di mira, ha iniziato l'esperienza sindacale come RSU nella Coop della sua città, dove lavorava mentre studiava scienze politiche. Eletta poi nella segreteria regionale della CGIL dal 2014, in precedenza ha avuto ruoli di responsabilità nelle categorie del commercio e del tessile chimica. Sulle pagine del Gazzettino, dove sono ancora richiamate le dichiarazioni di Tiziana Basso, l'impegno appunto per la tutela dei salari e dei posti di lavoro messi in pericolo da inflazione e crisi, e anche, dice sempre la neosegretaria Tiziana Basso, ci batteremo contemporaneamente per ricostruire un welfare a partire dalla sanità e dalla scuola all'altezza delle esigenze dei cittadini, soprattutto dei più fragili. Chiederemo alla Regione Veneto e alle associazioni datoriali di fare fino in fondo la loro parte nella consapevolezza che l'impoverimento di fasce sempre più larghe di lavoratori e pensionati, oltre ad essere ingiusta e per noi inaccettabile, danneggerebbe tutta la nostra economia. E infine vogliamo cambiare un modello di sviluppo che sacrifica sull'altare del profitto i diritti e la dignità delle persone. Lo faremo con la lotta, con il conflitto, con il confronto, con la contrattazione, insomma tutti gli strumenti a disposizione di un sindacato. Innanzitutto faremo sentire forte la nostra voce, aggiunge Tiziana Basso, a favore della pace e della convivenza tra i popoli, perché la guerra nega nella maniera più brutale tutti i valori in cui crediamo. E allora congratulazioni e buon lavoro a Tiziana Basso. Noi voltiamo pagina e parliamo proprio della guerra. Il sondaggio, infatti, realizzato da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino, riguarda oggi il tema appunto della guerra e in particolare la paura della guerra. L'87% degli intervistati a nord-est si dichiara molto o abbastanza preoccupato per la guerra in Ucraina e il 71% teme addirittura che il conflitto degeneri a dimensione mondiale. Allora leggiamo un po' alcuni dati perché sono veramente interessanti e descrivono uno sguardo inquieto appunto che da nord-est è rivolto alle vicende della guerra in Ucraina. Abbiamo detto l'87% preoccupato dal conflitto, il 71% ha paura che scoppi una guerra mondiale, l'86% teme che ci sia una recessione economica, che tra l'altro probabilmente è alle porte, se non già in atto. Ma altre domande sono molto interessanti di questo sondaggio perché riguardano le scelte in particolare del governo italiano, ma dei governi europei e si potrebbe dire più in generale dell'Occidente, le scelte prese rispetto a questo nuovo conflitto, questa guerra dopo l'invasione di Putin in Ucraina. E allora la prima domanda naturalmente riguarda l'invio delle armi in Ucraina. Secondo lei è giusto o sbagliato che gli stati dell'Unione Europea invino armi
in Ucraina, e allora a nord-est rispondono che è sbagliato il 54% degli intervistati, soltanto il 39% è d'accordo con la linea dei governi europei, il 7% non sa e non risponde. Quindi la maggioranza dei veneti e dei nordestini ritiene un errore inviare le armi in Ucraina, e c'è anche un giudizio pesante rispetto alle sanzioni alla Russia. Invece, secondo lei, le sanzioni che i paesi occidentali stanno infliggendo alla Russia per l'attacco all'Ucraina, quale economia stanno danneggiando soprattutto? Ebbene, il 33% è convinto che stiano le sanzioni danneggiando soprattutto l'economia italiana, il 48% che danneggino in egual misura l'economia russa e quella italiana, solo il 17% crede che le sanzioni vadano a danneggiare soprattutto l'economia russa. E ancora la domanda secondo me più interessante: serviranno le sanzioni a far finire la guerra? Per il 49% sono utili, non decisive. Per il 39% addirittura non servono a niente le sanzioni dal punto di vista della guerra, non saranno utili assolutamente a far finire la guerra. Solo il 7% ritiene le sanzioni fondamentali a appunto trovare una pace e trovare la fine del conflitto. Quindi è chiaro che c'è un giudizio molto duro nei confronti della linea non solo del governo italiano, ma direi degli stati dell'Unione Europea, perché se è sbagliato per la maggioranza degli intervistati inviare le armi in Ucraina, e se solo per il 7% le sanzioni saranno utili a trovare la fine del conflitto, ebbene è chiaro che secondo i veneti, gli abitanti delle regioni del nord-est, tutte le misure messe in campo da parte degli stati dell'Unione Europea non saranno utili e non servono a far finire la guerra. E quindi viene da chiedersi allora a cosa servono queste misure, l'invio delle armi e le sanzioni alla Russia, se non a far finire la guerra. Forse questa potrebbe essere la domanda di un futuro e di un prossimo sondaggio, magari proprio dell'Osservatorio sul Nord-Est e di Demos. Ma noi voltiamo pagina e parliamo di aeroporti. Oggi se ne parla sulle pagine di tutti i quotidiani locali. Allora leggiamo una carrellata di titoli sul Gazzettino: aeroporti veneti, Pasqua record, 180.000 passeggeri. Insomma, si sta tornando al traffico pre-Covid. A Venezia sono attesi 8,6 milioni di passeggeri, pari al 75% del traffico 2019 pre-Covid, quindi stiamo parlando dell'attesa per quest'anno naturalmente. 14,4 milioni di passeggeri previsti a fine 2022 nel polo aeroportuale del nord-est, 575 milioni di euro. Invece un altro numero che non c'entra nulla, si parla della bretella aeroportuale di Mestre, che ha subito un rincaro del 20%, costerà 100 milioni in più. Si parla della bretella ferroviaria che collegherà il Marco Polo appunto a la stazione di Mestre. A giugno il bando per questa bretella ferroviaria, che però appunto costerà 100 milioni in più di quello che era stato preventivato. Di questo poi ne parlano anche gli altri quotidiani locali, ma continuiamo a leggere i titoli e estratti da questo articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino. Gli scali di Tessera, Treviso e Verona all'80% di traffico rispetto al 2019. Zaia e Marchi, che è il presidente di Save, la società aeroportuale appunto del Marco Polo, del Catullo di Verona e del Canova di Treviso, parlano di presupposti per un grande rilancio, e poi appunto sono in cantiere gli interventi per i giochi invernali 2026. Ma allora andiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Geri. Viaggiatori all'assalto degli aeroporti veneti, siamo vicini ai livelli di prima del Covid. Appunto la regione e Save hanno illustrato i dati di Venezia, Treviso e Verona, e la regione è tornata a chiedere più soldi per la bretella ferroviaria di Tessera, che appunto, come abbiamo visto, costerà 100 milioni di euro in più.
Interessante una mappa sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, i mercati principali del 2022. C'è il Canada, c'è il Regno Unito, ci sono la Germania, la Spagna e la Francia. Il mercato domestico naturalmente che copre il 28% della capacità offerta. Abbiamo gli Stati Uniti, la Tanzania e il Kenya, Zanzibar e Mombasa, il cosiddetto mercato leisure da Verona, Oceano Indiano e Caraibi, e poi gli Emirati Arabi Uniti. Altri dati, quelli relativi appunto a il confronto tra il 2022, passeggeri attesi per il 2022, e il traffico 2019, quindi pre-Covid. Abbiamo visto 14,4 milioni di passeggeri attesi quest'anno per il polo aeroportuale del nord-est, quindi recupereremo il 72% sul 2019, dicono appunto i manager di Save. Vediamo per Venezia, l'aeroporto di Venezia, 8,6 milioni di passeggeri attesi, il 75% del traffico 2019. A Treviso 2,8 milioni, pari all'85% di traffico 2019. A Verona 3 milioni di passeggeri, 83% del traffico 2019. Sulle pagine del Corriere del Veneto l'appello di Zaia al governo. Per la bretella del Marco Polo servono 100 milioni di euro in più. Appunto, come vi dicevo, il Corriere del Veneto dedica proprio il titolo di questo articolo sulla ripresa degli aeroporti veneti verso i transiti 2019, ma il taglio è proprio su questa bretella ferroviaria che dovrebbe collegare, e collegherà, perché il progetto è stato approvato, l'aeroporto di Venezia con appunto la rete ferroviaria di Trenitalia. 100 milioni di euro in più, però il 20% in più, il prezzo che è lievitato rispetto ai preventivi. La regione chiede quindi un intervento al governo, e Enrico Marchi, presidente di Save, rispondendo forse a una serie di critiche e rilievi che sono emersi nel corso degli anni da parte di comitati e associazioni ambientaliste, dice: la nuova bretella ferroviaria non rovina nessun sito archeologico e si tratta di un'opera fondamentale. Insomma, vedremo questa vicenda come proseguirà, perché naturalmente se la bretella verrà realizzata è pur vero che vanno trovate le risorse per farlo. Si parla ancora di turismo, oggi sul Corriere del Veneto la ripartenza del turismo. Venezia però 20.000 turisti fantasma, cioè si parla di quelle persone che hanno trascorso il weekend, il fine settimana in città, ma non risultano in termini di registri pubblici, insomma. Posti letto e nella conta dei posti letto mancano appunto all'appello 20.000 turisti che sono stati individuati grazie alle tracce dei telefoni. I conti non tornano, insomma, e quindi se c'è chi dorme a Venezia probabilmente in alloggi abusivi, e c'è chi ironizza sui social: c'erano visitatori sotto i ponti e non ce ne siamo accorti. Ecco, che ci siano questi 20.000 turisti fantasma è sicuro, perché l'aggancio dei cellulari nelle celle dei ripetitori non mente, però appunto non si sa dove abbiano dormito. Tra centro storico, isola e terraferma non ci sono 101.000 e passa posti letto, e però è stato registrato un dato di 100.000 appunto ospiti in hotel, bed and breakfast e alloggi turistici tra venerdì e sabato, ma i dati ufficiali parlano di 81.849 posti letto nell'intero territorio comunale. Quindi i conti non tornano, e allora si torna a parlare di prenotazione per l'ingresso a Venezia. Anche oggi, già ieri se ne parlava, ma ancora sui quotidiani del gruppo Gedi: da gennaio la visita a Venezia si prenoterà, l'ingresso sarà a pagamento da 2 a 10 euro. Da luglio di quest'anno invece parte una sperimentazione con un portale online, obiettivo è quello di evitare l'affollamento eccessivo, limite di 40.000 visitatori, quindi una cifra molto molto più bassa degli oltre 130-140.000 che ad esempio si sono registrati
registrati durante il fine settimana di Pasqua, 100.000 persone in meno. Insomma, anche sul Gazzettino: Venezia, sconti per incentivare la prenotazione, ma dal 2023 il sistema sarà obbligatorio per tutti, solo i veneti non pagheranno la tassa di accesso. Attenzione, perché questa è una notizia diversa da quello che avevamo letto ieri, quando sembrava che appunto il ticket per l'accesso a Venezia riguardasse tutti, anche i cittadini della regione del Veneto. 40.000 appunto il numero limite di visitatori pendolari, oltre la città entra in sofferenza. 10 gli euro che saranno richiesti come contributo d'accesso, il minimo è 3 euro, quindi questa forbice, riporta il Gazzettino di Venezia. Ricordiamo che attualmente nel centro storico di Venezia vivono 50.000 persone, questo è il numero dei residenti, altri 50.000 circa sono i pendolari che ogni giorno si recano sull'isola per lavoro, e appunto secondo i dati che oggi leggiamo sui giornali sarebbe 40.000 il numero limite di visitatori pendolari. Immagino si pensi ai turisti ulteriori, quindi ai 50.000 che ogni giorno si recano a Venezia isola per lavoro. Voltiamo pagina e parliamo di tutt'altro argomento, la sanità e in particolare i trapianti. Abbiamo visto il primato, l'eccellenza dell'ospedale di Padova, in particolare sotto il profilo dei trapianti, ma il Veneto è al top in Italia anche per le donazioni d'organi. Quindi la notizia sul Corriere del Veneto: regione al top in Italia, interventi cresciuti del 15%, Vallata Gordina, Lorenzago di Cadore, Voltago a Gordino, i centri più generosi. Leggiamo la scheda: in Veneto nei primi 3 mesi e mezzo dell'anno sono stati eseguiti 138 trapianti, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo comunica il rapporto del Centro Nazionale Trapianti. Più 15%, quindi, e Belluno e Verona, città generose nella donazione di organi e tessuti. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Il Veneto è la 4ª regione italiana per adesioni, quindi per donazione di organi e tessuti. E di nuovo sui monti le comunità che si dimostrano sensibili, i 3 comuni del Bellunese citati prima. C'è un report, una mappa chiarissima: tutte le province del Veneto hanno un indice del dono di organi e tessuti sopra la media nazionale. Soltanto la provincia di Rovigo ha invece un indice del dono più basso della media nazionale. Parliamo di percentuali veramente molto alte, un indice superiore appunto al 60% in tutti i casi tranne Rovigo, ed è veramente una bella notizia. Chiudiamo invece con 2 notizie flash un po' meno belle: la guerra dell'acqua tra Veneto e Trentino, con la regione Veneto che scrive alle province autonome confinanti chiedendo: fateci irrigare i campi, aprite gli invasi, ma Trento e Bolzano frenano. Il Veneto ci ha chiesto una portata di 20 metri cubi al secondo, dicono da Bolzano è una quantità importante, valuteremo con i tecnici. E il direttore di Ambi, Andrea Crestani, spiega che la zona costiera di Rovigo è a rischio, risale il cuneo salino, sono già state chiuse derivazioni agricole. Insomma, è il problema della siccità che il Veneto vorrebbe risolvere usando l'acqua di Trento e Bolzano. L'ultima notizia di oggi riguarda le scuole paritarie che chiedono nuovi fondi, altri soldi ancora. Vorrebbero le scuole paritarie del Veneto, minacciano altrimenti chiudiamo. Sono 45 milioni i soldi già assegnati alle scuole per l'infanzia paritarie del Veneto, ma ne vorrebbero, pensate, addirittura il doppio: 90 milioni i soldi che chiedono le scuole per l'infanzia paritarie venete, scuole che peraltro ricevono già in media 170 euro di retta mensile. Questo è il costo medio mensile in una scuola paritaria veneta, soldi pagati direttamente dalle famiglie, dai genitori dei bambini che si rivolgono alle scuole paritarie.
e sono circa 1000 sul territorio della regione e contano 73.000 iscritti. Minacciano adesso di chiudere, senza nuovi fondi saremmo costretti ad alzare le rette oppure appunto a chiudere, e quindi dateci altri 45 milioni, il doppio dei fondi pubblici che già oggi ricevono le scuole paritarie del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.